Daydream, anticipazione episodio 122. Jeanne e Sanem ricordano il loro amore. Jeanne parla col padre che prova a fare qualche scatto con la sua macchina fotografica. Jeanne non ha fatto foto per un anno e lui cerca di aiutarlo, ma Jeanne gli dice che si ricorda come si fa. Aziz lo saluta e Jeanne si incammina verso casa di Sanem. Lei esce in abito bianco e gioca sull'altalena. Jeanne non resiste e di nascosto le scatta delle foto. Da lontano Deren, Aziz, JJ e Miriban seguono la scena compiaciuti. A casa di Dean, Mekibè e Nihat mostrano il video fatto a Leila, ma lei dice loro che la donna che con suo marito è una sua amica e lei la conosce. Anche Mirre giunge a casa e Leila gli mostra il video. La donna con lui è una gioielliera, dalla quale lui ha comprato un regalo per la moglie e ha nascosto la cosa perché voleva farle una sorpresa. Mekibè afferma che Mirre è un gentiluomo. Intanto Jeanne continua a scattare foto a Sanem, ma a un certo punto lei se ne accorge. Lui si avvicina, la saluta e le dice che è molto bella. Purtroppo arriva Egit, che sta cercando Sanem, risentito perché non era a corrente di queste fotografie. Questo momento porta Sanem a ricordare il primo shooting fotografico che fece con Jeanne. Sanem ritorna alla realtà e Jeanne le sistema i capelli. Intanto Mirre e Leila sono sul molo e lui la mette la catenina che le ha comprato. Lei si scusa per quanto accaduto con i suoi genitori e gli chiede perché era necessario quel regalo e Mirre le confessa di aver ricevuto un'offerta di lavoro. I due sposini si riuniscono ai genitori. Leila dice loro che sia lei che Mirre sanno che stavano cercando di proteggerla. Mekibè si scusa e Nihat è contento di sapere che Mirre non si è risentito. Intanto Sanem dice a Deren che non vuole fare foto, ma scrivere. Appena vede arrivare Jeanne, Sanem si rovescia la bottiglia dell'acqua in testa e si rovina il trucco. Jeanne chiede a Deniz dove si trovi Sanem e lei risponde che arriverà presto. Mentre attende, Egit gli sta dicendo che Sanem stava molto meglio quando lui non c'era perché la sta confondendo, arriva una telefonata. Jeanne parla con l'interlocutore di telecamere nel capanno in montagna e Egit ascolta tutto. Dalla sua faccia è evidente che gli sta tenendo una trappola. Jeanne si incontra poi con Mirre e gli chiede aiuto per realizzare il suo piano. Verso sera tutti si riuniscono a casa di Sanem per terminare il servizio fotografico. Arriva Mirre d'accordo con Jeanne che deve ritirare un pacchetto. I due fratelli lasciano intendere a Egit che siano le registrazioni inerenti alla casa di campagna. Prima di iniziare lo shooting, Jeanne e Sanem, rimasti soli, litigano. Jeanne cerca di calmarla, ma lei non vuole che la tocchi. Lei vorrebbe scrivere, ma non ci riesce. Lui invece le dice che proprio in quel giorno è finalmente riuscito a fare foto dopo un anno. Jeanne la esorta ad andare avanti, ma Sanem è sconcertata e si chiede cosa dovrebbero essere l'uno per l'altra. Amici, amanti, colleghi, entrambi si dicono di non avere più speranza e Sanem aggiunge che da ora in avanti agirà come se non esistesse, proprio come lui gli aveva suggerito. Intanto Egit raggiunge la casa dove abita Jeanne e cerca di entrare. E Mirre lo sta spiando e Jeanne lo raggiunge. L'uomo cerca i video che Jeanne gli ha fatto credere di avere trovato e che riguardano il momento in cui lui bruciò il diario e Mirre finalmente comincia a credere a Jeanne. Leila chiama Mirre e gli dice che è arrivata sua madre, quindi lui e Jeanne si allontanano da lì. Yuma vuole irrompere nella casa di Aziz, che è lì con Miriban, e gli Edin cercano di fermarla, giacché è da anni che la donna è divorziata e non ha diritto di pretendere qualcosa dall'ex marito. Aziz durante la cena sta dicendo a Miriban che è giunta nella sua vita come un raggio di sole. Di fuori intanto Mekibè dice alla consuocera che non le si addice un comportamento del genere, ma lei è determinata. Aziz sente confusione e apre la porta ancora prima che Yuma bussi. Poi la donna sviene e tutti occorrono in suo soccorso, ma solo Jeanne e Aziz non perdono la calma. All'improvviso arriva Bulut ad avvertire Jeanne che la sua casa sta bruciando. Ovviamente è stato Egit che, non riuscendo a entrare per rubare il CD, ha pensato di risolvere così il problema. Tutti corrono là, lasciando Yuma sola. Solo JJ torna indietro un attimo a consolarla. In breve arriva anche Sanem nel luogo dell'incendio, proprio mentre Jeanne è entrato dentro la capanna avvolta dalle fiamme. Sanem è disperata e lo chiama a gran voce mentre cercano di trattenerla. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!